Io ho parlato più volte di quello che chiamo un cocktail velenoso. Abbiamo avuto la pandemia, ora abbiamo la guerra, abbiamo la crescita esponenziale di tutti i costi per l'energia. Proprio quando l'economia si stava rialzando, complice il miglioramento della situazione pandemica, è arrivata la guerra a spegnere ogni segnale di ripresa. Le aziende fanno i conti con le ricadute economiche delle tensioni internazionali e delle sanzioni alla Russia in un mix di materie prime che non arrivano o dai costi insostenibili e rincari di energia e gas. A questo, con una stagione estiva alle porte, si aggiunge per locali e strutture ricettive l'assenza di personale da impiegare. Il costo del lavoro da una parte, il fatto che si facciano sempre meno figli e quindi ci siano sempre meno giovani che possano lavorare in queste realtà sono le cause principali della situazione, spiega Doglioni. Succede quindi come conseguenza che vi siano attività costrette a chiudere o, come nel caso di un bar di Quero, a ridurre l'orario di apertura. È un venir meno il servizio anche per i turisti, per tutti quanti, quindi dobbiamo riformularci in qualche maniera, dobbiamo cercare di creare un sistema agevole, dignitoso per chi lavora, ma altresì non strangolante per chi deve poi avere un costo che non riesce a giustificare dal punto di vista economico, proprio del bilancio della propria azienda. Le istituzioni in questo scenario sono al lavoro per fare in modo che la ripresa non si trasformi in stagnazione. Il 9 maggio la Camera di Commercio di Belluno Treviso con il centro Europe Direct Montagna Veneta celebra la festa dell'Europa, Green Deal e resilienza. Sarà l'occasione per tracciare le prospettive per la montagna analizzando il ruolo dell'Europa per lo sviluppo del territorio. Purtroppo con la guerra in Ucraina si sta inceppando la macchina della ripartenza e questo ovviamente preoccupa. Dobbiamo guardare altri mercati e gli altri mercati si guardano se c'è una strategia, se ci sono delle risorse e l'Europa su questo è fondamentale.